sentivo dire i giovani, io non è che sia giovanissimo, anche se dentro mi sento abbastanza giovane, però nel gruppo che io rappresento e che diciamo mi ha nominato semplicemente coordinatore, ci sono diversi giovani e ve lo dimostreranno adesso. Abbiamo preparato delle slide che forse nel linguaggio moderno sono la parola più comprensibile per il tipo di progetto che abbiamo in mente di sviluppare e poi dopo magari concludo con delle precisazioni. Gabriele, prego. Come vedete in questa slide, nel gennaio del 2016 l'amministrazione ha deciso di iniziare questo progetto di amministrazione partecipata, che è stato quindi dove sono stati coinvolti vari gruppi, si sono formati vari gruppi di senza nessuna precisazione politica, anzi veramente senza neanche parlare di politica, e sì, dal febbraio 2016 ci siamo cominciati a ritrovare per fare questo gruppo di amministrazione partecipata nel settore delle attività produttive. Il gruppo iniziale, diciamo, il zoccolo duro che ha partecipato da subito a questo gruppo sono Enrico Fe come coordinatore, Franco Capocchi, quindi la partecipazione dell'amministrazione, Enzo Piccini in doppia veste perché sia come consigliere comunale ma come anche vendettiere, e quindi come diciamo una persona che ha un'attività produttiva, Leonardo Angelini e Paolo Forti che sono come persone fisiche ma che di fatto rappresentano due categorie diciamo importanti come la Confesercenti e la CNA, poi c'è Rita Giulioni, altra artigiana, ci sono io, Barbara Capocchi e Guidotti Guido. Noi abbiamo iniziato questo percorso trovandoci, diciamo, abbiamo iniziato subito a valutare quale fosse la situazione delle attività produttive nel nostro comune e quindi abbiamo fatto tante riunioni e abbiamo analizzato che diciamo, è presente nel nostro comune molto importante l'attività di pelletteria, che ci sono attività di ricezione turistica, quindi alberghiere e di ristorazione, che sono presenti anche purtroppo sempre di meno attività commerciali, che ci sono attività produttive di altro tipo artigiane, di altro tipo diverse che si differenziano dalla pelletteria e aziende agroalimentari, e abbiamo pensato anche di poter valutare come gruppo la creazione di nuove attività, di nuove possibilità. E niente, ci siamo riuniti continuamente, un anno di lavoro intenso dove sostanzialmente ci siamo scambiati molto le idee e abbiamo ovviamente deciso per questo comune che la priorità su cui lavorare fosse quella del settore della pelletteria, anche perché lavorare su tutte le varie attività produttive sarebbe stata una dispersione enorme di energie e abbiamo, diciamo, ci siamo dati un indirizzo e ovviamente ci siamo indirizzati sul settore più importante. Sul settore più importante perché? Perché a Piancastagnaio la pelletteria giunge da Firenze 50 anni fa con un po' tutti, noi sappiamo la storia, con Don Zelio che preoccupato dalla chiusura delle miniere è andato a cercare qualche opportunità come parroco del paese a Firenze e è ritornato insieme a due pellettieri, a due mastri pellettieri, i fratelli Arnetoli, e quindi 50 anni di storia nel nostro paese e poi vedremo anche che collegamento che c'è sempre con Firenze. Quindi che cosa è successo in questi 50 anni? Discutendo ci siamo resi conto che Piancastagnaio in questi 50 anni è diventato un sinonimo di qualità nella pelletteria italiana di lusso. E questo perché? Perché nel nostro paese di fatto ci sono firme molto importanti come Prada, Gucci, Louis Vuitton, Celine, Fendi e tantissimi altri, ma ci andava di citare questi perché sono delle realtà molto importanti anche dirette, quindi questa è la realtà che si è creata dopo 50 anni. 50 anni di questo artigianato ha portato questa qualità, questo know-how,
conoscenza della materia. Non abbiamo fatto che decidere a questo punto di iniziare una fase di ascolto e abbiamo deciso di ascoltare sia le piccole aziende che le grandi aziende. Questo è stato per noi illuminante, perché tutto quello che avevamo già discusso come gruppo ci è stato confermato, ma abbiamo recepito, e quello che ci interessava di recepire era gli input che ci potevano dare in questi vari incontri. Abbiamo recepito anche quelle delle grandi aziende che in questo momento per fortuna che ci sono, e ci hanno confermato sia le grandi che le piccole aziende quello che di fatto ci eravamo resi conto da soli, e ci rendiamo conto come cittadini di questo comune, che in questi 50 anni il know-how è veramente importante nel nostro paese, quindi la conoscenza dell'arte della pelletteria è un qualcosa, un valore che veramente abbiamo, e quindi ci è stato confermato. Noi, come una riflessione che ci è venuta anche dagli input che ci sono venuti, è che se noi abbiamo questo know-how così importante a Piancastagnaio come gruppo di attività produttive, quindi noi lavoriamo per le attività produttive di Piancastagnaio senza interesse, perché ognuno di noi ha un'attività diversa, la cosa fondamentale per noi era trasmettere, cioè riuscire a creare un percorso, un'idea, un qualcosa che potesse in qualche modo garantire che questa conoscenza non andasse persa, ma venisse trasmessa alle nuove generazioni, anche perché questa è l'unica cosa che può dare un valore a 50 anni di storia. Come dicevo prima, le grandi aziende ci hanno detto che tra l'altro c'è tanto lavoro, abbiamo visto che si stanno ingrandendo gruppi, si stanno espandendo, abbiamo visto anche negli ultimi anni le costruzioni, mentre nell'ascoltare le piccole aziende innanzitutto ci siamo resi conto delle difficoltà che hanno passato in questi ultimi anni, dovute a varie vicissitudini anche fiscali di vario tipo, ma purtroppo ci siamo resi conto dal numero di aziende che erano presenti sul territorio, che si parlava di 70-80 realtà, e che invece si stanno riducendo a circa 30. E questo purtroppo perché in questi anni hanno chiuso tante attività, e questo è stato un po' quello che si è padroneggiato, quindi abbiamo perso il 70% delle piccole pelletterie che erano presenti sul territorio, bene. Quindi, recepito tutti questi input dalle piccole e dalle grandi aziende, noi ci siamo fatti un'idea di un percorso da portare avanti in relazione a questo primo focus che abbiamo avuto sul settore della pelletteria, e quindi ci siamo detti che avremmo fatto qualcosa per in qualche modo tutelare questo know-how, questa conoscenza, e cercare di mantenere in tutti i modi le grandi realtà delle pelletterie che sono presenti sul territorio, cercare di salvare e sviluppare in qualche modo le piccole realtà ormai poche rimaste, ma che soprattutto, come dicevamo prima, il nostro focus è mirato a trasmettere questo know-how per non perdere quanto acquisito negli anni. E quindi abbiamo pensato che potevamo proporre, ci siamo presi coraggio di proporre due cose. Una era la possibilità di fare una work school, quindi una scuola di lavoro, quindi una scuola di pelletteria, e la seconda idea che ci siamo messi in testa di realizzare era quella di trovare una strategia di marketing che potesse in qualche modo salvare le piccole realtà di pelletteria che sono rimaste. Bene, per noi quindi rimane sempre lo slogan che Piancastagnaio una qualità nella pelletteria italiana di lusso, quindi per noi ci sono due binari da percorrere, secondo noi, e uno, come dicevo prima, è la scuola di pelletteria, e l'altro binario che deve percorrere, che deve essere percorso in parallelo, è il sistema di marketing. Ovviamente sono state provate negli anni tante cose nel sistema di marketing, non volevamo sicuramente ricascare di fatto di fare un marchio proprio, cose del genere, cioè volevamo prendere spunto dagli errori o comunque dai fallimenti passati per costruire qualcosa di diverso. Bene, come primo progetto quindi
non abbiamo fatto altro che osservare cosa c'era in giro e ci siamo messi ad osservare in particolar modo l'alta scuola di pelletteria italiana della sede di Scandicci, che è più vicina a noi e quindi ritorna in legame con Firenze, perché comunque Firenze è alla base dell'arte dei mastri pellettieri. E quindi abbiamo fatto anche delle visite sulla scuola, abbiamo avuto incontri con la direttrice della scuola per vedere un po' di creare un modello, di ricalcare un modello già esistente, anche qui per cercare di non perdere tempo valido a fare delle prove che avevano già fatto, quindi una sorta di ricalco che potesse permetterci di ottimizzare i tempi e di disperdere meno energie. E la cosa bella è che è venuta fuori addirittura un qualcosa di più che un semplice ricalco, perché praticamente noi abbiamo avuto la possibilità e la proposta di creare una filiale a Piancastagnaio dell'Alta Scuola di Pelletteria Italiana come succursale della scuola di Scandicci. E questo per noi è una cosa interessantissima, perché ci può portare come nome anche in giro, cosa che siamo un paese dove c'è 50 anni di esperienza e non siamo mai andati, nessuna pelletteria è andata mai a mostre, a fiere tipo Pelle Piuma, ce ne sono al MIPE, ce ne sono tantissime, e questa è un'opportunità che potrebbe far conoscere il nostro paese a livello anche nazionale e internazionale, perché con un'alta scuola potremmo avere anche l'obiettivo di farci conoscere a giro. La seconda cosa che, come dicevo prima, il secondo binario da percorrere assolutamente è un sistema di marketing che possa andare a risanare l'economia di quelle poche aziende che sono ancora vive ma che sinceramente sono allo stremo e stanno veramente con il fiato sul collo. Perché un'idea di marketing? Perché un sistema di marketing è l'unico che possa in qualche modo rialzare le sorti economiche di queste aziende. Ma per fare un sistema di marketing valido ci serviva un'idea di business, soprattutto un'idea di business differenziante. Come avevo accennato prima, non andiamo a ricalcare percorsi già fatti, non andiamo a cercare di fare marchi, a cercare di fare consorzi, cose che, abbiamo già visto che nel percorso hanno creato delle difficoltà, e anche perché è impensabile attualmente nel 2017 proporsi con un marchio che sia appetibile quindi nel mercato. Ma la cosa straordinaria è che abbiamo incontrato un'azienda che si chiama The World. Loro si occupano di business internazionale e la cosa bella è che hanno trovato il modo di poter creare un brand intorno al nostro know-how. Quindi sono stati proprio illuminanti loro in questo senso, perché intorno al fatto che Piancastagnaio ha questa qualità che deriva da 50 anni di esperienza e dal fatto che a Piancastagnaio vengono fatti marchi di altissima qualità come Prada, Gucci, Louis Vuitton, eccetera, loro hanno detto ok, noi siamo in grado di creare sotto questa forma un brand da vendere, quindi noi andremo a vendere Piancastagnaio come luogo dove c'è un Made in Italy di altissima qualità. Perché viene fatto questo? E a me questa idea che ci è piaciuta tantissimo, perché anche abbiamo trovato delle persone reali, siamo riusciti a fare un progetto che tra l'altro per scaramanzia è già partito e con un discreto interesse. Calcolate che noi abbiamo incontrato tutte le pelletterie, abbiamo invitato tutte le pelletterie, quelli che non sono venuti ma sono stati invitati costantemente tutti. E quindi niente, come gruppo delle attività produttive noi abbiamo questa mira, questa ambizione, perché no, di camminare su due binari, sia quello della scuola di pelletteria che quello del sistema di marketing con questa idea differenziante di business, affinché coinvolgeremo tutte le nostre energie. Tra l'altro il gruppo è anche aperto, come diceva prima Luigi, i gruppi della amministrazione partecipata sono sempre aperti, e il nostro obiettivo è quello, con questi due percorsi che devono andare parallelamente,
di poter realizzare quello che ci eravamo proposti, che ci siamo proposti, quindi di tutelare il know-how di Piancastagnaio, di mantenere nella zona le grandi pelletterie, le grandi firme, quindi potendo anche offrire del personale qualificato attraverso la scuola, di salvare e sviluppare le piccole aziende attraverso sia la scuola e questo sistema, questa idea differenziata di business, in modo che possiamo dire che non andrà perso questo know-how locale e possiamo trasmetterlo alle nuove generazioni. Grazie. Questo percorso di lavoro che si è fatto, che poi mi auguro continuerà anche per altre attività produttive, adesso stiamo concentrando su questa, diventa già da questa sera con la presentazione al Consiglio Comunale di Piancastagnaio, che ringrazio, diventa pregnante per la nostra opera e penso anche per il Paese. Già stiamo partendo con l'istituire un'associazione ad hoc che governerà tutto questo processo sia della scuola sia del marketing. Naturalmente il marketing avrà un suo percorso che esula da quelle che sono le competenze, diciamo, dell'amministrazione comunale, se non per l'interesse generale che abbiamo per l'economia locale. Dico che già si sono costituite delle reti di impresa in questo senso che porteranno avanti quel progetto, mentre invece per la scuola di pelletteria abbiamo già reperito dei laboratori per mettere la sede del laboratorio della scuola e già anche l'aula, diciamo, della didattica. Io ringrazio tutti quanti dell'attenzione e devo ringraziare anche l'amministrazione, ma anche il Consiglio, perché non è Elvio Fer che dice grazie perché abbiamo ottenuto o stiamo ottenendo qualcosa. È da un concorso di idee pubblico, perché io non ho assolutamente un'idea politica, ma sono cancellata un po', da un concorso di idee pubblico sta nascendo qualcosa di importante per il Paese. Quindi è il Paese che vi dice grazie per l'attenzione che avete su questo progetto. Buonasera. Io ringrazio Elvio e per lui ringrazio anche tutti i complimenti del gruppo di amministrazioni partecipate in questo settore. Elvio, te lo dico con molta chiarezza, non è che vi diamo qualche cosa, siete voi che state dando a noi perché effettivamente ci mancava qualcuno che lavorasse a te all'interno di questa problematica. L'indirizzo della nostra amministrazione, per quanto posso dire per i miei consiglieri, è favorevole in maniera piena, aderisce pienamente a questo che voi state facendo, perché non c'è che non da ringraziarvi veramente del lavoro che avete fatto. Avete incontrato decine e decine di pellettieri, avete fatto assemblee, vi siete consultati, questo significa che avete preso il DNA proprio di quello che questa gente sta chiedendo, perché sappiamo benissimo tutti. Piancastagnaio è già passato da delle crisi e delle crisi forti, tipo la crisi mineraria. Cerchiamo di superare certe problematiche e tenerci questo settore che ormai è diventata l'economia portante del paese, non soltanto di Piancastagnaio, ma devo dire anche dei paesi limitrofi. Quindi salvare questa economia significa salvare le nostre famiglie, salvare i posti di lavoro, salvare un'economia che, come vedete da altre parti, purtroppo sta andando in malora. Quindi l'impegno forte dell'amministrazione finché ci sarò io, anche noi, i miei consiglieri, sarà forte, preciso, e l'amministrazione non entrerà nel consiglio d'amministrazione come amministrazione perché poi dovrà in qualche maniera aiutare, quindi diventerebbe un patto di compatibilità, designerà però un proprio membro anche esterno in modo che vi siamo vicini, lo stesso, ma tanto come si diceva non è questione di commissione, è questione di un paese come questo, l'importante è che la gente, il gruppo lavori per poi portare quelle che sono veramente le difficoltà in certi settori. Quindi verrà disegnato da parte dell'amministrazione un membro esterno che parteciperà quindi anche all'associazione, che riporterà quindi al comune questo,
tornate originalmente al momento criminale dell'amministrazione proprio per una questione di continuità che verrà nominato dalla prossima amministrazione. Per cui grazie di nuovo del lavoro, poi si parte e buon lavoro di nuovo. Grazie a voi. Noi esprimiamo apprezzamento per questo interesse e per questo progetto sulla pelletteria. Siamo tutti consapevoli che è la spina dorsale dell'economia di Via Castagnani, ne ha fatto mezzo secolo di storia. Nel 2013, quando si fece un convegno proprio per celebrare il 50° anniversario della nascita della pelletteria, furono prese, nacque un interesse analogo, perché a questo convegno partecipò anche la signora Laura Chini, che era direttrice dell'alta scuola di pelletteria, a cui facemmo la solita storia identica, la solita identica domanda: un settore, una classe diciamo separata, una sezione staccata per la scuola di pelletteria. Poi finì l'amministrazione e quindi è ripreso poi il lead. Ho seguito con molto interesse le slide e vorrei in particolare soffermarmi oltre che sulle grosse aziende di Via Castagnani che hanno di fronte una prospettiva di aumento, di addirittura raddoppiamento, come Gucci, Celine e Antiprata, credo che abbia in programma di aumentare il proprio lavoro, l'attenzione alle piccole pelletterie, perché le grandi pelletterie hanno una struttura di tipo ormai industriale, quindi il futuro della pelletteria in quel campo è un futuro quasi esclusivamente tecnologico, visto nell'azienda Gucci che ormai si fa quasi tutto in maniera tecnologica, cioè con progetti computerizzati, quali tagliano, esaminano la pelle, scelgono loro. Quello che diceva Tosti del know-how artigianale è rimasto soprattutto nelle piccole pelletterie, che non hanno la capacità finanziaria di investire, ma nemmeno l'interesse di investire in strutture tecnologiche estremamente costose. Sono macchine da cucire, ho visto che mostre dell'Aiuti che costano oltre 100.000 euro. Quindi alle piccole pelletterie, alle piccole aziende è rimasto molte difficoltà, sono rimasti perché chiaramente faticano a stare al passo con l'industrializzazione, ma è rimasta loro l'artigianalità, è rimasta. Cioè nelle piccole aziende si può ancora, credo il titolare dell'azienda può ancora tagliare e montare una borsa di grande pregio. Poi qui ci sono pellettieri e possono confermarlo e smentirlo. Quindi trovare un modo, pare che sia già avviato, per far entrare le piccole aziende che hanno ancora questa ricchezza in un sistema di commercializzazione, sarà una scommessa che ci auguriamo di vincere. E quindi ripetiamo, esprimiamo il nostro apprezzamento per questa iniziativa. Chiaramente l'amministrazione è disposta al finanziamento, ha sentito anche per gli anni futuri, quindi tanti auguri e buon lavoro, credo che vi serva. Grazie.
Grazie. Devo augurarci, se finiamo il consiglio pronto. Io non l'ho toccato. Chi va al 13° punto del giorno, ovviamente in concessione servizio di gestione e risoluzione di casa sono più primari, alla 2007, alla società State Toscana, anche questo è un atto obbligatorio, da un atto obbligatorio. Se possibilmente funziona anche io da Presidente. Vorrei fare tra l'altro una considerazione, l'ha detto il ragioniere che questa discussione costa 50.000 euro. Costa, è intorno a 50.000 euro, perché c'è un agio del 4%. Ora, la legherei, questa questione, io la legherei al punto 16, perché nel punto 16 c'è il conferimento dell'area finanziaria all'Unione dei Comuni, a cui, secondo la Convenzione, si danno 3 unità di persone. Bisogna dare 3 unità di persone. Ora, siccome quest'area finanziaria è stata svolta dalla Ragioneria, mi pare è stata svolta... No, ma c'è anche i tributi, c'è la Ragioneria e tributi. Sì, Ragioneria. Quindi, Sì. quindi non so per personale che personale. Vengono inviate 3 unità per persona. E poi c'è anche la funzionaria, quindi quest'area mi sembra... Sono funzionari più altri 3 dipendenti dei comuni, ma fanno tutto l'Unione dei Comuni. Ma non si potrebbe fare anche una discussione? Allora, la discussione è quella che dici te, l'Unione dei Comuni è 2 anni che viene procrastinata perché la vuole fare, si era detto, come il sindaco, farla fare all'Unione dei Comuni. Se noi allora siamo il primo comune che si fa in servizio associato all'Unione dei Comuni, e ti devo dire è stato un grosso sforzo, e ti devo dire che invece ora i colleghi, certo qualcuno addirittura stanno pensando anche loro di fare una cosa del genere, perché i servizi associati all'Unione dei Comuni significa fare soprattutto l'Unione dei Comuni, ma poi scambiarsi anche, no? La può farsi analizzare giù e tutto. Ora in questo momento non sono in grado di gestirci anche la nostra concessione. Anche in altri comuni se la fanno per conto suo, quindi non sono in grado. Noi abbiamo ottenuto per ora dall'Unione dei Comuni di fare personale, tributi, ragioneria e tutto il resto. Questo non ce lo c'è. Piano piano, siccome l'Unione dei Comuni vorrà fare questo servizio come servizio associato, quando sarà il momento lo faremo tutti insieme. Anche gli altri comuni hanno voluto attribuire alle 6 questo servizio, non è che lo facciamo soltanto noi. Il 4% comunque per la discussione? Io ti ho detto, io non darei, è obbligatorio, cioè non è che ho una facoltà diversa, è obbligatorio andarlo, non è che possiamo scegliere. È un atto obbligatorio anche questo sulla serie. Vero ragioniere? È obbligatorio perché noi non siamo assolutamente in grado di svolgerlo in formazione. La scelta è o internamente o con la serie. Non possiamo scegliere altre forme. Noi internamente non siamo in grado e quindi dobbiamo andare per forza. È già 2 anni che sta rimandando, li fanno come accesso comune, quindi ogni comune, non c'è nessun comune che lo sta facendo autonomamente. Tutti i comuni hanno dato alle 6. Volevo far notare che il 4% di agio non è poco, ma è in linea con quello che prendeva l'Italia. Non è né più né meno di quello che prendeva l'Italia, anzi l'Italia prendeva di più. Quindi se ne vanno altri soldi. No, se non hanno altri 3, se no si fa confusione. Se ne vanno. Poi non se ne va nessuno, perché i dipendenti del comune di Biancastagnaro sono un servizio associato. Sì, no, dice se ne vanno altri 3, ma non è personale. Di personale? Va bene, chi approva? Mi fate dire la solita cosa che vuoi, Ma come si esprime la proposta? la propria contabilità si esprime conseguenziale agli atti che sono stati fatti in precedenza. Alla serie è stata affidata dalla vostra amministrazione comunale e non capisco ora che lo so, mentre prima ero funzionario, mentre ci si è messo,
e voi l'avete accettato. Io che sono obbligato e l'ho votato, e voi che l'avete addirittura scelto non lo votate. Scusate, ma è una contraddizione palese, per cui le contraddizioni devo pure evidenziare, no? Se no che ci sto a fare io. Allora, la 6 è stata approvata dal Presidente del Consiglio Comunale e non era obbligatorio perché era entrata in un consorzio. Uno c'entra o non c'entra, no? È così, no? Per cui in quel momento non c'era il sindaco di Castagnaio, Bavancini con la sua maggioranza, ma c'eravate voi in rappresentanza, ve lo ripeto. Ora, una volta fatto il consorzio, siccome non posso più uscire per legge e sono obbligato a approvarlo, mi sembra abbastanza anomalo, per dire una parola molto dolce, che coloro che l'hanno accettato prima ora lo votano contro. Dico, questa gente, la gente dovrà sapere questa cosa, no? Sì o no? E io la ripeto, comunque, chi approva, chi vota contro, chi si astiene, benissimo. Io ho detto, io come ho detto, io non io se fossi ignoranza 10 volte, ma come Bacconi, perché non c'era. Bisogna scendere in piazza. È una solidarietà umana che finisce mai così. 14esimo, vabbè. Immediatamente esecutiva. Bene, si approva all'unanimità. No, Luciano, l'immediata esecutività la proprio, che prassi no. Affidamento e concessione del servizio di gestione e riscossione e accertamento dell'imposta comunale su pubblicità e diritti del pubblico accessori. Non ne sono nulla. Anche questo è un servizio che il Comune non ha mai svolto direttamente, ha sempre svolto in concessione. Io quando sono arrivato in questo Comune la riflessione, perché prima c'era i Moretti e Ramini che facevano. Ecco, io quando sono arrivato in questo Comune nel 95 ho trovato il servizio di produzione in concessione e la riscossione della tassa di rifiuti in concessione, e ad oggi quindi non è cambiato nulla rispetto agli ultimi 20 anni. La motivazione è sempre la stessa. Ad oggi non abbiamo assolutamente possibilità di affidare di gestire internamente il servizio, non tanto in questo caso per la riduzione della pubblicità, che sarebbe un servizio abbastanza agevole e sicuramente non impegnativo come potrebbe essere la gestione natali, quanto perché non avremo assolutamente modo di gestire il servizio delle pubbliche affissioni, perché l'attacchino sarebbe una figura che noi non potremmo né assumere, perché abbiamo tutti dei blocchi al turnover della per le assunzioni, né trovare altri modi alternativi per remunerarlo. Quindi siamo praticamente gioco forza costretti a affidare il servizio all'esterno, soprattutto per è scaduto il 31/12, soprattutto per problematiche legate alla pubblica affissione proprio. Chi approva? Chi astiene? Chi contro? Contro. Anche questa si dà per approvata, sì, approva. Eseguità sì. Debito fuori bilancio, Vita Rosario Filippo, riconoscimento Ennio. Allora, sì, questo è un pagamento che si riferisce all'affidamento della manutenzione delle aiole del Comune nell'anno 2015. Fu affidato un appalto per la gestione e manutenzione di queste aree per 10.000 euro per la prima dell'appalto, con la previsione di manutenzione, cambio e innaffiatura e mantenimento di queste piante fino al mese di agosto. Nel 2015 si è invece protratta la stagione estiva, ci sono state delle fallanze superiori a quelle previste e quindi la ditta ha continuato nei lavori.
Allo scadere dell'anno 2015 non c'è sfuggita l'approvazione dell'aggiornamento della perizia, quindi eravamo già fuori dell'anno di riferimento e quindi è diventato quello che nella prassi è il cosiddetto debito fuori bilancio. Abbiamo rifatto... Certo. No, noi non abbiamo aggiornato l'impegno degli appalto nell'anno di riferimento, è sfuggita e quindi siamo andati in quella che è la regola del pagamento di un impegno nell'anno successivo, che è il debito fuori bilancio. Abbiamo rifatto il conteggio di tutto quello che era il suo dovuto. Lui ha presentato una fattura che era di 4.000 euro, noi abbiamo revisionato tutti i conti, rifatto tutto il calcolo e l'effettiva quota che noi andremo a liquidare è quella di 3.429 euro. Non c'è altro modo che la procedura del debito fuori bilancio. Sì, il bello è che noi siamo fatti e l'approvato, è un debito di bilancio di quant'è la cifra? 3.400 euro. Ma ragazzi, ma se mi sollecitate poi dopo mi invitate a nozze, non che vi devo dire? Io direi, cambiamo argomento. Allora, 3.400 euro dopo 2 anni e mezzo, un debito fuori bilancio, ce l'approviamo. Noi mi trovo 400.000 euro di debiti fuori bilancio della precedente amministrazione, con cose che non si sa nemmeno le fatture che sono state fatte, di più chi ne ha più ne metta, con addirittura processi penali, non penali, Corte dei Conti, eccetera, e tu mi perdi. Io ne parlo volentieri. Una considerazione molto più banale. Questa è la verifica che la macchina amministrativa sfugge anche 3.500 euro, hai ragione, ma 3.500 euro sfugge, è certo, ma se a me mi scappa un topolino, qui è scappato altro dei topolini, qui è scappato, ci voleva più il ferraio magico rispetto a prima, per arrivare tutti i topi dei suicidi, ragazzi, su, che vabbè. Ma certo che ma quando uno sfugge si riprende l'altro, per esempio, e si approva e ci si assumono responsabilità. Lì non sono state assunte responsabilità. Quindi no, perché non sono assunte io responsabilità. Le ho trovate, ho capito. Spero di non lasciate io. Allora, siccome hai visto appunto la responsabilità degli amministratori e dei funzionari, Sì. quando si approva il debito fuori bilancio, ma non mi riferisco a questo che naturalmente è poca cosa, no, perché bisognerebbe nominare una commissione che verifichi i vari passaggi che ci sono le commissioni, perché altrimenti poi io fanno una bella fatturina di 100.000 euro prima, poi uno si scorda, poi va dal giudice, il giudice me la trova, dopo non vi costituite il giudizio e la procedura, la nuova procedura. Allora, chi approva? Io mi astengo. Chi si astiene? Approvato, un astenuto. Sì. Grazie. Si parla ora di quello che si diceva prima. Se immediate sul teatro si danno questi 4.000 euro. Quant'è? li ha aspettati. 3.400. Era della primavera del 2015, li ha un po' aspettati, Allora, il 16° punto, siamo alla fine, settore economico finanziario, approvazione dello schema di convenzione per il svolgimento in forma associata del servizio modifica. Di questo ne abbiamo parlato l'altra volta, c'è stata soltanto una piccola modifica che succede dalla dottoressa
La modifica ce l'ho. La modifica non si guarda tutta ora. È a pagina. È a pagina 5. A pagina 5 precedentemente all'articolo 4 c'era scritto: la gestione associata oggetto della presente convenzione concerne la gestione di tutte le funzioni, i procedimenti amministrativi e i servizi attribuiti al servizio finanziario dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti degli enti associati, in primo luogo quello di contabilità, di gestione delle entrate e dei singoli tributi, nonché di organizzazione proveniente, rimangono in vigore nella forma presente fino alla relativa armonizzazione in cui in via prioritaria deve tendere l'azione della gestione associata. Questo invece gestione associata, oggetto della presente convenzione, contiene la gestione di tutte le funzioni, i procedimenti amministrativi, i servizi attribuiti al servizio finanziario delle leggi dello statuto dei regolamenti degli enti associati. L'ufficio comprende la gestione finanziaria e contabile, la gestione economica del personale, i tributi, restano esclusi i servizi scolastici, mezzi di trasporto, inventari partecipanti, servizi informatici e tematici che erano già delegati all'altra funzione, erano già delegati alle scuole. La faceva la Sala Montiani, la Moncolini, i servizi associati, per cui sono stati bisognava farlo. Ma non c'erano nemmeno prima questi, non li faceva prima la ragioneria, i servizi scolastici, mezzi eccetera, non li faceva la ragioneria, vero? No, erano nell'area finanziaria amministrativa, però erano un'area unica. Quindi abbiamo fatto un incontro con la dottoressa Gitto per scindere le due aree e verificare e ridistribuire le competenze tipiche della ragioneria a una funzione e le competenze tipiche dell'area amministrativa all'altra funzione, per evitare che sorgano dei problemi di mancanza di chiarezza nella competenza e quindi di procedimenti e con questo viene trasferito anche il personale. Certo, c'è scritto all'articolo 11 la dotazione organica dell'ufficio comune determinata dalla dotazione organica del servizio finanziario dell'Unione Comuni Martoccio, tra cui responsabile oltre 3 unità unite che il comune si mette a disposizione dell'ufficio e che saranno distaccate ai soli fini gestionali e per la durata della convenzione presso l'ufficio comune che gestirà il relativo rapporto funzionale di servizio restante il rapporto organico di impiego in capo all'ente di appartenenza. Quindi, allora, queste 3 unità di personale per ora ce ne vanno 2, perché ce ne vanno 2, ora ci va Alessandro e Mirko. Mirko però farà i tributi, verrà qui quando saranno dotati a fare se non potesse rimanere un terminale qui, perché l'ufficio tributi è quello più frequentato dei cittadini. Rimane un terminale, però anche lì sarà una questione di gestione, vedere come colimarsi insieme con l'ufficio di sopra, con l'ufficio, perché poi a tanti comuni, cioè ora qui c'è un comune unico, in tanti comuni c'è un servizio presso una sede, un altro servizio il municipio presso un altro e un altro. Ora vediamo, perché si è visto prima quando eravamo problemi con la scuola, quindi no? Si è detto succede un problema se non si mette qui. Abbiamo visto che la funzionalità è rimasta uguale e spesso addirittura è più comodo andare su. E quindi ho visto che non c'è stato con queste problematiche andare per il servizio unico. Ora vediamo qual è il meglio, perché mi diceva Mirko che ci può essere un problema, un conto è avere il terminale qui e lavorare lassù, no? Però ci deve andare. Perché un conto è terminale in conti grandi fascicoli che ci sono, perché purtroppo c'è ancora, non è tutto informatizzato. E quindi l'ufficio tributi cominceremo a farlo qui e piano piano, ora vedremo come vanno, non c'è detto, cioè, insomma non è che stiamo a Milano o a Roma, e vediamo come compatibilmente è più facile per la nostra gente e come è più conveniente. Non ci stiamo formalizzando su questa cosa. Non è che ci stiamo formalizzando, vedremo come organizzarlo meglio. È tutto un esperimento, è tutto nuovo, perché comunque è una novità sia per l'Unione Comuni sia per il Comune di Castagnano, perché l'Unione Comuni non ha nessun servizio associato organico e
eccetto per la polizia municipale, no? Quindi questo è il primo servizio che ti hai fatto, gli altri... La filosofia dell'Unione dei Comuni sarebbe sarebbe dare un questo. servizio accentrato, unico per tutti i comuni. A questa maniera lo fa un po' per Pian Castagnari, un po' per... No, soltanto per Pian Castagnari. Però la funzionaria, signora Gitto, poi ha anche un altro impegno. Lei è comandata, la cosa è completamente diversa. Però, insomma, la filosofia dell'Unione dei Comuni è che questi servizi siano per tutti. Allora, tanto no, è stato approvato. No, perché aderisce, ma se no non Perché poi come fai a applicare il comune È stato approvato in giunta questo con un voto contrario, andate a vedere di chi è che qualcuno si meraviglia. alla giunta dell'Unione dei Comuni l'ha accolto a maggioranza e non Sì. all'unanimità. Con voto contrario. Ma l'affitto delle giudizie se lo paga con l'affitto delle occupazioni. Non una gestione di un'acqua che è quella lì agricola, come si chiama, quella di servizio, consorzio industriale. E perché c'è la cosa Che fa pagare. Perché gli è stata data a loro per delega ormai. lato è valido anche per quello. Dato che è sempre il contrario, Infatti stanno cercando di levare anche approva? che approva la gestione sociale. io contrario. Benissimo. Oh, stasera sei in pena. Grazie. Buonasera a tutti. Ogni volta che mi Quindi consiglio, arrivederci.